Armato di accetta fa irruzione in un negozio di Conegliano, il titolare reagisce e viene ferito, il colpo ripreso dalla telecamera di sicurezza. Il racconto del commerciante che ha rischiato la vita durante la rapina, la lama era tagliente, poteva davvero andare male, ma ho fatto quello che mi sentivo di fare. Con il deltaplano recine i cavi elettrici che alimentano le case di un borgo di Borso del Grappa, provocando un blackout. Il pilota illeso cerca di scappare, ma viene inseguito e bloccato. Nonostante aborto anti-gay, il sindaco di Treviso sospende temporaneamente l'atto e apre la discussione del testo. Malumore in maggioranza, mentre PD e 5 Stelle chiedono a Conte un intervento drastico. Autonomia, giorni decisivi per Lega e Movimento 5 Stelle, dal vertice in settimana tra Conte e Salvini Di Maio alla discussione in Parlamento. Il ministro Stefani dice l'autonomia unica soluzione contro gli sprechi. La storia della ventunenne trevigiana Emma Della Libera è iscritta all'Università di Trento per diventare ricercatrice e studiare la malattia rara che le è stata diagnosticata quasi 10 anni fa. Virale sul web il video di un giovane trevigiano che fa la parodia della canzone vincitrice di Sanremo e così i soldi di Mahmood diventano Skay e Prosecco. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano la cronaca di un'aggressione subita da un negoziante a Conegliano in piena mattina, un bandito armato di accetta, ma il titolare del negozio reagisce e rischia la vita nella colluttazione che segue, un dramma ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Ore 10 del mattino di un venerdì come tanti a Conegliano, la porta d'ingresso del negozio di elettronica Cash for Phone che si apre e il titolare Carlo Rizzotti che in pochi attimi si trova catapultato nell'incubo di una rapina. Sono in due, giovani, e uno di loro, cappuccio in testa, in mano un'accetta e vuole i soldi. La telecamera di sicurezza immortala gli istanti di un colpo che però non va secondo i piani dei malviventi, perché il 53enne titolare non ci sta e reagisce. Ne nasce una colluttazione che prosegue in strada, una violenza nella quale la vittima del colpo rischia molto, moltissimo. Una rapina che poteva finire molto peggio rispetto a quella che è stata la realtà che ci siamo trovati a risolvere. L'intervento della volante nel costante controllo del territorio ha permesso di arrivare nell'immediatezza di una rapina che si stava consumando. Grida e urla in strada, infatti, in piena mattina non provocano soltanto paura fra i passanti, ma fanno scattare l'allerta delle volanti del commissariato di Conegliano in pattugliamento del territorio. E gli agenti mettono fine all'aggressione prima che Rizzotti, già ferito alla mano dalla lama dell'accetta, venga colpito altrove. Per il negoziante lo shock, ma anche un sospiro di sollievo. Ma quello che ancora i poliziotti non sanno è che questo è l'epilogo di una mattinata iniziata con un altro colpo. Solo un'ora prima, infatti, alle 9, il ventenne italiano pregiudicato aveva già messo a segno una prima rapina in solitaria, stavolta armato di coltello, al negozio di alimentari It's Store and Bistro di via Battisti. Mostrata la lama ai commessi impauriti, se n'era andato con alcune bottiglie di vino prima di decidere di colpire il negozio di elettronica, stavolta affiancato da un complice straniero e armato di accetta. L'intervento della volante ha poi permesso di fermare questa persona che abbiamo portato in commissariato per capirne di più e ci siamo resi conto che l'autore della seconda rapina non era altro che l'autore anche della prima e nel secondo episodio insieme a un complice anch'esso arrestato. Due colpi in meno di un'ora per un soggetto giovanissimo ma già molto pericoloso. Entrambi sono soggetti che comunque sono al vaglio della posizione, la cui posizione è al vaglio della magistratura, perché uno è attualmente in attesa della convalida dell'arresto in carcere e il secondo è agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. Il nostro Nicola Marcato è andato a sentire dal diretto protagonista di questa vicenda, il titolare del negozio, il commerciante Carlo Rizzotti, com'è andata. Sentite le sue parole drammatiche, il racconto di quello che è accaduto e anche cosa ha pensato in quei momenti. Il rapinatore è entrato con un'accetta, non ha avuto paura. Ma all'inizio non mi sono neanche reso conto e così e me lo sono trovato davanti con questa accetta che mi diceva dammi tutto e a un certo punto è venuto verso il bancone, verso dietro il bancone dove ero io e lì ho capito che era minaccioso e ho cercato di togliergli l'accetta. Insomma. Ha deciso di reagire? Sì, di fare quello che sì, di togliergli l'accetta di mano, insomma, sì. La mia non è stata, cioè la reazione è stata quella sì, cioè c'è uno armato con un'accetta, gliela tolgo di mano, cioè questo non... È stato fortunato, anche poteva finire male, no? Sì, adesso questo
secondo me doveva andare così, è andata come doveva andare. Lei è rimasto ferito nella colluttazione? Cioè, l'accetta era veramente affilata, molto affilata, e quindi solo con il toccarla mi ha fatto 3 punti, che infatti anche il poliziotto stesso mi ha detto che se mi prendeva, cioè, qualcosa mi rovinava, insomma. E se appunto si ricapitasse la stessa situazione, penso che farei la stessa cosa. Cioè. Poi la colluttazione si è spostata all'esterno del negozio? Poi il mio obiettivo era quello di spostarlo verso fuori, no? In modo da non far danni, e l'ho cercato di tenere fermo, urlare, chiamate la polizia, e cioè, tra l'altro appunto il venerdì alle 10:30 con il mercato, tanta gente, così veramente, cioè, non so, peggio di così. Non se lo sarebbe mai aspettato? No, sì, assurdo, sì. Lei adesso come lavora? C'è sempre un po' di paura? In effetti questa è la cosa peggiore, che quando entra adesso qualcuno non si capisce se viene con buone intenzioni oppure se viene per rubare, eccetera. È un po' una situazione, sì, che si vive male anche per come trattare i clienti, diciamo. Perché Lei sta pensando anche di armarsi addirittura? Preferirei non armarmi, perché non è nella mia natura così violenza, però a quanto pare diventa una cosa fondamentale, perché quasi necessario? Quasi necessaria, sì. O che ne so, mettere delle sbarre prima di far entrare qualcuno, aprire, chiudere una sbarra, non lo so, si potrebbe arrivare addirittura a queste robe qua, chiudersi dentro come un carcere, cioè. Sempre peggio? Sì, sempre peggio, no? Quando la polizia ha arrestato il rapinatore, lui le ha detto una cosa andando via? Sì, mi ha detto che me la farà pagare, mi ha minacciato, che sì. Così te la faccio pagare. Queste dunque le drammatiche parole del negoziante che ha avuto a che fare appunto con questa brutta vicenda, una manovra errata in fase di atterraggio. Di nuovo atterraggio con il deltaplano, e con il deltaplano un pilota, un appassionato di volo a vela Alto Atesino, ha reciso di netto i cavi elettrici che alimentano le case di un borgo di Borso del Grappa, provocando di fatto un blackout, l'incendio dell'erba secca nel punto di caduta dei conduttori spezzati. Dicevamo, protagonista un appassionato di volo a Alto Atesino che è rimasto miracolosamente illeso, e constatando il danno che aveva provocato ha cercato di scappare. L'uomo è stato però rincorso e bloccato a suo carico. Infatti saranno la riparazione dei danni e anche i costi di intervento dei vigili del fuoco. Lasciamo la cronaca adesso per un attimo per tornare a parlare della discussa mozione contro l'aborto e a favore della famiglia naturale presentata in questi giorni dal consigliere comunale di Treviso Vittorio Zanini. Grandi discussioni, grandi polemiche, adesso il sindaco ha deciso di sospenderla, di ridiscuterla anche con le minoranze. Allora la mozione verrà momentaneamente sospesa, non tanto nei contenuti quanto per aprire la discussione all'interno della maggioranza e per coinvolgere anche quei componenti della minoranza che proprio in queste ore si sono dimostrati disponibili a sottoscrivere a fronte di alcune modifiche. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le coscienze, non certo di ferire nessuno. Mozione anti-aborto e anti-gay sospesa. Il sindaco Mario Conte stoppa tutti su un atto rispetto al quale ha dimostrato da subito un certo fastidio, intuendo le conseguenze che avrebbe avuto anche sull'opinione pubblica. D'altro canto il testo a firma di Vittorio Zanini scontenta anche lo sceriffo Gentilini. Il consigliere Zanini non ha sentito il dovere di ascoltare prima di tutto Gentilini. E quindi io non avrei mai dato il permesso, perché dura lex sed lex, sia le faccende dei gay o di quell'altro problema, ormai sono leggi e non riguardano certamente la gestione della città di Treviso. Il capogruppo della Lega Barbisán tenta una difesa, ribadendo che tutela della famiglia naturale, oltre che della vita, sono concetti condivisibili. Se le modalità di espressione di questi valori hanno ferito qualcuno oppure hanno reso questa mozione mediaticamente inaccettabile per altri, siamo disposti a rivederla nella forma più che nella sostanza. La notizia della sospensione della mozione non fa arrabbiare Zanini, anzi. Direi che non c'è nulla di male, perché la fretta è
nemica del bene. Zanini nega che in maggioranza la mozione abbia creato imbarazzi. Sul tema della neonatalità, così come sul tema della prevenzione dell'aborto per quanto possibile, così come sul tema del sostegno alle famiglie naturali, tutta la maggioranza è compatta. Però se si vuole trovare, diciamo così, delle soluzioni per poter coinvolgere anche gli altri su un tema che ci sta molto a cuore, io non sollevo nessun problema. Una maggioranza dunque divisa e le opposizioni invece unite che incalzano il sindaco e chiedono non la sospensione ma il definitivo ritiro della mozione di Zanini. La sospensione della mozione Zanini contro aborto e coppie omosessuali non basta. I consiglieri comunali di opposizione a Palazzo dei 300, dal centro-sinistra al Movimento 5 Stelle, chiedono al sindaco Conte un provvedimento drastico. Noi ci saremmo aspettati un ritiro immediato della mozione e un intervento duro del sindaco. È riuscito Zanini in pochissime righe ad offendere tutti i cittadini, dagli omosessuali alle donne, alle coppie eterosessuali che per motivi loro sono dovute ricorrere alla gestazione per altri, per arrivare anche secondo me ad offendere una parte dei cattolici. L'indignazione è stata veramente generalizzata fra tutte le componenti della società, della nostra città. Credo appunto che sia un atto dovuto e soprattutto sarebbe un modo per rispettare le promesse elettorali di Conte stesso, che in campagna elettorale aveva detto che avrebbe voluto una città inclusiva e che sarebbe stato il sindaco di tutti. Ritirando questa mozione potrebbe dimostrare questa cosa. Una petizione online contro la mozione ha raccolto oltre 1500 adesioni in poche ore. Una reazione trasversale, quella suscitata in città, ribadiscono le minoranze, per la confusione sui temi sollevati e la superficialità con cui sono stati trattati nel documento che il consigliere della lista Zaia Gentilini voleva far votare dal Consiglio. Ragioniamo sulle criticità della 194, ragioniamo sul funzionamento ad esempio dei consultori, del consultorio di Treviso, e vediamo di migliorare il servizio. Questo possiamo fare, questo può fare un comune, un'amministrazione comunale, non sicuramente perdersi in questioni ideologiche, propagandistiche che davvero non gli competono. A proposito di polemiche, questa volta contro il fascismo, contro le organizzazioni che si richiamano al fascismo, una proposta di delibera di iniziativa popolare per vietare spazio solo pubblico a organizzazioni che appunto si richiamano al fascismo, che professioni comportamenti fascisti, è stata avanzata da Coalizione Civica per Treviso. Sentiamo le parole ora di chi ha presentato questa proposta di delibera. Con questa iniziativa noi vogliamo portare nella normativa del Comune di Treviso il divieto di ricostituzione del partito fascista sancito dalla Costituzione e le previsioni della legge Mancino per quanto riguarda la negazione di qualsiasi tipo di cittadinanza a chi professa ideologie razziste, neofasciste, neonaziste e discriminatorie in generale. Con questa proposta di delibera di iniziativa popolare noi proponiamo l'inserimento nel regolamento per la concessione degli spazi pubblici del Comune di Treviso il divieto appunto di concederli a chi professa questo tipo di ideologie. Nasce dal fatto che negli ultimi anni abbiamo visto sia a livello nazionale che a livello locale l'aumentare delle violenze neofasciste e neonaziste. Abbiamo visto aggressioni anche a Treviso, abbiamo visto pestaggi, abbiamo visto aggressioni verbali e anche fisiche a stranieri. Pensiamo che sia il momento di dire con chiarezza che questo tipo di ideologie non possono essere nutrite anche attraverso appuntamenti pubblici, iniziative pubbliche in cui si vedono, che so, manifesti inneggiare alla lotta contro lo straniero. Pensiamo che ogni città debba dare il suo contributo negando questo tipo di spazi. Fin da oggi, mentre attendiamo il responso della Presidenza del Consiglio Comunale sull'ammissibilità della proposta di delibera, proponiamo a tutti i democratici, a tutti i progressisti, a tutte le associazioni, i partiti politici che condividono questa battaglia di condurla tutti insieme perché ci sia un grande dibattito in città, un grande coinvolgimento in città che porti poi il Consiglio Comunale a decidere su questa proposta. E adesso il dibattito che dal Veneto si sposta a Roma sulla autonomia. Sono i giorni cruciali per cercare di superare gli ostacoli tra Lega e Movimento 5 Stelle. Oggi a incalzare di nuovo il Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, Erika Stefani.
L'intesa firmata dal Presidente Conte, una volta firmata, sottoposta al vaglio del Parlamento, il Parlamento esprime una sorta di voto di fiducia, perché se vota a sfavore significa che non è d'accordo con quello che ha deciso di fare il Presidente del Consiglio. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro: quando si arriverà in Parlamento ciò che deciderà l'Assemblea sarà la cartina al tornasole della tenuta di tutto il governo. L'autonomia e i giorni caldi di una fibrillazione che non accenna a diminuire. Mentre il PD resta sulle barricate invocando maggiore cautela, l'asse Lega 5 Stelle si misura sui nodi da sciogliere. Perché, come ricorda la stessa Stefani, il primo atto per cristallizzare l'intesa deve essere la firma tra il Premier Conte e i governatori. E ci si arriverà soltanto dopo questa settimana cruciale, quella dell'incontro tra lo stesso Conte con Salvini e Di Maio. Obiettivo: scacciare le paure del Sud, perché il percorso dell'autonomia nasce nel solco della Costituzione e della legalità e si fonda su un meccanismo preciso. Quello che spende lo Stato lo spenderà la Regione. Quello che prima utilizzava lo Stato come denari ricavati dalle imposte le tratterrà la Regione a monte. Il meccanismo dei fabbisogni standard, io so che qua sembrano tecnicismi, i fabbisogni standard esistono nel nostro ordinamento da anni, non li ho inventati io, sono anni che si sta già lavorando sui fabbisogni standard per comuni e province, semplicemente noi diciamo li applichiamo alle regioni. Cosa vuol dire? Fabbisogni standard significa efficientamento della spesa pubblica. Partendo dall'assunto storico. Noi siamo fatti di regioni. È inutile che lo neghiamo, il tentativo di dire che siamo tutti uguali è un tentativo che ha portato a creare delle grandissime disparità. In realtà l'Italia ha bisogno di questa caratterizzazione. Gli attacchi però restano. Siamo sicuri che Salvini voglia davvero l'autonomia, commenta il senatore del PD Andrea Ferrazzi. Non è che volendo i voti del Sud in realtà sta facendo il doppio gioco e non ha alcuna intenzione di rafforzare Fontana e soprattutto Zaia, che sono gli attori del tema? Dietrologia a parte, Lega e Movimento 5 Stelle sono al momento cruciale di svolta, nel bene o nel male, con uno scenario che in caso di stop avrebbe conseguenze che vanno ben al di là della politica. Persa questa, signori, si può aprire, allora se noi non vogliamo portare al controllo della spesa pubblica sull'intero Stato, allora vuol dire che ammetteremo continuamente i disavanzi, i vuoti di bilancio, i disastri nella sanità, i commissariamenti della sanità. Nodo cruciale dunque sarà il Parlamento e i parlamentari leghisti lanciano una sorta di ultimatum ai colleghi pentastellati. Che fosse un percorso a ostacoli l'autonomia del Veneto era risaputo, ma forse in troppi sottovalutano quello, o meglio, quelli che rischiano essere dei veri e propri muri invalicabili, ovvero il voto dei due rami del Parlamento, perché la norma sottolinea come la bozza sull'autonomia, una volta varata dal governo per diventare legge dello Stato, dovrà ottenere la maggioranza qualificata, ovvero alla Camera il voto favorevole da almeno 316 deputati su 630 e al Senato quello da 161 senatori su 315 eletti a Palazzo Madama. Dei nostri rappresentanti a Roma però al momento i toni sembrano distesi ad iniziare dal Senato. La maggioranza di governo voterà il reddito di cittadinanza, ma certo perché è nel contratto di governo, e la maggioranza voterà quota 100 perché è nel contratto di governo, così come è stato per la legittima difesa, per lo scambio politico-mafioso, per il decreto dignità e così come sarà per l'autonomia. Mi aspetto che anche parte dei deputati di Forza Italia piuttosto che di altri partiti veneti o che comunque fanno parte di quelle regioni che chiederanno l'autonomia voteranno a favore. Di parere diverso chi alla Camera sta all'opposizione, ma che si è sempre espresso per il sì all'autonomia. Non mi sembra che stia andando proprio tutto bene, mi auguro che tutti i parlamentari veneti davvero in modo trasversale si mettano insieme. Infatti sarà indispensabile il consenso trasversale di tutti i veneti e non solo perché il voto dal Sud è tutt'altro che scontato, anche se l'onorevole Baratto cerca di essere ottimista. Quando capiranno che è un interesse anche per loro sicuramente voteranno a favore. E sulla posizione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più fronti definiscono contrari all'autonomia del Veneto, dal Senato il segnale lo descrive così l'onorevole Candura. Io parlo con i senatori dei 5 Stelle giù a Roma, che sono i miei colleghi, e in questo momento collaboriamo per il contratto di governo. I parlamentari che abbiamo visto erano a Preganziolo stamattina perché presentavano il candidato sindaco alle prossime amministrative a Preganziolo. Vediamo.
Sfuma in rosa il verde della Lega a Preganziol. Per la prima volta il candidato sindaco del Carroccio è una donna. Valeria Salvati, 35 anni, avvocato, si presenta a San Bughè. Una scelta non casuale, quella di partire da uno dei borghi di questo comune diffuso. San Bughè non sarà più una frazione, ma diventerà un quartiere di Preganziol. Noi vogliamo maggiore unione, vogliamo ridare centralità ai quartieri. Valeria Salvati è un volto noto della politica sia per Preganziol che per Marcon, visto che nel primo comune è capogruppo all'opposizione, mentre nel veneziano è assessore della Giunta Romanello. Tanti gli obiettivi presentati ai cittadini e ai simpatizzanti, dalla sicurezza nelle abitazioni a quella sul terraglio, dove sottolinea la candidata ci sono ancora troppi incidenti mortali. Salvato che non si sottrae alla scelta del rapporto con Treviso, città che potrebbe in un futuro di riassetto economico accorpare proprio Preganziol. Questa è una tematica molto ambiziosa. La fortuna di avere un sindaco come Mario Conte sicuramente è un valore aggiunto. Il dialogo è aperto sia con Treviso, sia con la provincia, sia con la regione del Veneto, ed oggi la presenza di molti esponenti politici dimostrano questo. Del resto Preganziol, con Mogliano, Paese e Vittorio Veneto, è uno dei banchi di prova del consenso leghista della Marca rispetto non solo al centro-sinistra, ma anche al Movimento 5 Stelle. Il comune che mi impensierisce di più è certamente la mia città, Vittorio Veneto, dove sono stato sindaco e dove vorremmo ritornare a governare. Con lei come sindaco? Ci sto pensando. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta e riprendiamo il telegiornale di Treviso parlando di due storie di speranza. La prima da Carbonera, la storia di Emma che studia all'università anche per combattere la propria malattia. Sono 11 famiglie di proteine che legano i filamenti d'actina. Sì, bellissimo. C'è uno schemino che proprio... La passione di Emma per la scienza e la biologia è così forte che i suoi occhi si accendono quando ci illustra lo schema molecolare di una proteina. È bellissimo, dice. Emma della Libera ha 21 anni e da quando ne aveva 12 deve fare i conti con l'atassia di Friedreich, malattia genetica rara che colpisce circa una persona ogni 25.000. Chi ne è affetto perde progressivamente la capacità di coordinamento muscolare e di conseguenza le facoltà motorie come camminare, muovere le mani, parlare. Dalla ricerca scientifica arrivano segnali incoraggianti, ma la strada da fare è ancora molta ed è così che Emma 2 anni fa ha deciso di iscriversi all'Università di Trento, scegliendo proprio il corso di Scienze e Tecnologie Biomolecolari. C'è sempre stata una grande passione sin da quando ero piccolissima nel capire cosa c'è dentro di noi, come funzioniamo, e oltre alla passione io mi trovavo con un problema di quello che si studia oggi in genetica e biologia molecolare, quindi ho detto chi può farlo se non io. Emma è l'incarnazione del detto studiare per costruirsi un futuro e la sua determinazione è grande almeno quanto il suo sogno. Il mio sogno è quello di riuscire a trovare delle terapie che non dico guariscano, ma che diano delle aspettative di vita e rallentino la progressione, che lasciano più tempo. Oggi è a casa con i genitori per il weekend, ma il resto della settimana lo passa a Trento, dove va a lezioni in aule che si trovano a pochi metri dai laboratori del Cibio, il centro di biologia integrata dell'università, all'avanguardia mondiale nella ricerca sul correttore genomico, una sorta di bisturi molecolare in grado di dettagliare i pezzi di DNA responsabili delle malattie genetiche, centro che ha messo nel mirino delle proprie ricerche proprio l'atassia di Friedreich. Ora si tratta di fare un grande salto, uno studio effettivamente innovativo di correttore genomico, chissà che la fortuna e la scienza ci siano vicine. E chissà che in quel laboratorio, carico di speranze e aspettative, non possa mettere piede in futuro come ricercatrice oltre che paziente la stessa Emma. Tutto può succedere, tutto può cambiare. Già alcune università mi hanno sbarrato proprio le porte, mi hanno detto ma cosa vai a fare? Ma vai a fare qualunque altra cosa, vai a fare letteratura, vai a fare filosofia, psicologia, ma cosa ti incasini qua? E invece sono qui al secondo anno e sta andando anche molto bene e non mi voglio fermare. È molto dura, sono anche stanca perché a volte sono 9 ore, lezione al mattino, laboratorio il pomeriggio, ma sono molto contenta.
Complimenti a Emma e complimenti anche a Nasimanu, il giocatore talento del Benetton Rugby che dopo aver affrontato la chemioterapia per combattere il suo male presto tornerà in campo. Finalmente le buone notizie. Le parole sono di Nasimanu, giocatore di rugby del Benetton, e le buone notizie sono quelle relative al suo stato di salute. Costretto allo stop lo scorso agosto, dopo che gli era stato diagnosticato un tumore, il trentenne della Nuova Zelanda, operato e sottoposto a chemioterapia allo IOF di Padova, ha risposto bene alle cure e ora potrà riprendere gradualmente l'attività sportiva. In un videomessaggio ha ringraziato così tutti coloro che gli sono stati vicino. Durante questo periodo difficile della mia vita non avrei potuto essere più supportato. Grazie al mio club Benetton Rugby, ai miei allenatori, alla proprietà e a tutti i miei compagni di squadra. Proprio i compagni di squadra si erano prodigati per lui, arrivando a tagliarsi a zero i capelli in segno di solidarietà, nel periodo in cui la chemioterapia lo stava debilitando al punto da perdere i capelli. Questa esperienza segnerà la mia vita per sempre e non dimenticherò mai tutto ciò che avete fatto per me. Vi sono riconoscente e spero di tornare presto in campo. Non sono mancate le emozioni, nemmeno ieri, nella puntata di 40, il nostro programma del venerdì sera che ripercorre con il nostro archivio la storia dell'Antenna 3, in particolare con il sindaco di Macerata, ospite Anna Sozza, quando con voce rotta dall'emozione ha ricordato i morti della tragedia di Varago del 1° ottobre 1984. Vediamo. Avevo un ricordo di una in particolare, Luisa, quel giorno compiva gli anni e a me è sempre raccontato che a casa c'era una bici che adesso mi emoziono anch'io perché c'era la bici che i genitori avevano comprato e poi qualche anno fa sono andata a trovare la mamma e la bici era là ed è stato veramente toccante, insomma, cioè con tutti i genitori sinceramente, però io ho questo ricordo di Luisa perché appunto mi sono sempre immaginata sta ragazza che torna a casa da scuola con il giorno del compleanno, con l'aspettativa di trovare regali, di far festa e invece ha perso la vita. Ricordiamo che di questo luogo non c'è più niente così? No, non c'è più niente, adesso la curva è stata praticamente tolta, lì ci sono abitazioni da ambo i lati, c'è una zona residenziale molto grande per Varago, cioè non la si riconosce più. Chiudiamo però con il sorriso di chi ha parodiato la canzone vincitrice di Sanremo, Soldi, di Mahmood, peraltro anche che ha provocato diverse polemiche, l'ha parodiata trevigianizzandola, vediamo. Sono qua nella vigna e sto gelando, a meno 4 gradi sto potando, così che le nuove gemme sbocceranno per la buona produzione di quest'anno. Eccola la versione trevigiana del successo di Sanremo. Del resto, se Mahmood canta Soldi, Matteo Del Pupo con Elianese non poteva che intonare Skei, che in questo momento storico fanno rima con Prosecco. Produco Prosecco, metodo Charmat, e 10 volte meglio dello champagne, lo bevo anche mentre sto sul tapirulà. Inutile dire che la canzone sta avendo la stessa diffusione del tema cantato con migliaia di visualizzazioni e soprattutto tanti gradimenti, anche perché, come sottolinea il suo autore, non è volgare e parla, oltre che di vino, di lavoro. Non andremo mai in fallimento, se il mercato sarà sempre in aumento, stiamo molto attenti all'acidità, e intorno ai 10 gradi l'alcolicità, pappo e sughero di buona qualità. Che puntualmente ad ogni edizione la canzone regina del Festival dei Fiori venga declinata nei tempi più vari è oramai quasi una consuetudine, soprattutto al sud, dove il genio melodico napoletano canta la storia di un ricco che spende tutto pur di non prestare soldi agli amici. Ma qui da noi non poteva che cascare su rime di Prosecco e Skei, anche se guarda caso l'accenno ai pesticidi non manca mai. E mi chiedi come va, nel vigneto a lavorare, tratto con recupero lontano dalle case se non sono guai, solo biodinamico o lotta integrata e glifosate mai. E così anche un brano parodiato dal segno dei tempi e delle generazioni, ma soprattutto di un punto fisso nel bene e nel male nella nostra cultura, gli Skei. Così, oltre che ridere, Matteo Del Pupo ci fa anche riflettere, e non chiamate le canzonette. Le esportiamo in tutto il mondo, come bollicine o col fondo,
nello spritz lo sai fino in fondo. E tu sappi che io ci faccio tanti soldi, soldi. Col prosecco faccio tanti soldi, soldi. Il prosecco fermenta nelle bombe, bombe. Mi chiedi come va, come va, come va. E con queste note si chiude l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, prosegue un tempo asciutto e stabile. Nel dettaglio sul Veneto, al mattino avremo nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Sarà più soleggiato sui restanti settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà più soleggiato sui rilievi alpini. Sulle pianure e sulle coste invece il cielo risulterà più nuvoloso e anche coperto. Non sono però attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime comprese tra i -2 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.